Siamo con Michele Roveron della CISL di Padova che segue la funzione pubblica. I 44 punti di Renzi non vanno, non vi soddisfano completamente. Cosa non vi piace e come le vorreste cambiare? Noi diciamo che l'iniziativa di oggi non è contro ma è per fare che cosa? Per riformare la pubblica amministrazione. Noi da anni andiamo a in qualche modo sollecitare i governi che si sono sostituiti a livello nazionale per tentare di sostenere una riforma della pubblica amministrazione adeguata che sia in linea con i tempi e che possa dare risposte certe ai cittadini. I 44 punti da noi non sono completamente tutti condivisi, ci sono tantissimi punti che per ciò che ci riguarda possono essere presi in considerazione, altri punti che invece devono assolutamente essere rivisti. Noi chiediamo oggi con questa assemblea, e ribadisco non contro ma chiediamo al governo di darci la disponibilità e la possibilità di essere parte integrante della costruzione della riforma della pubblica amministrazione. Quali sono i punti che non condividete? Vi sono alcuni passaggi in cui si vanno a citare l'eliminazione di alcuni enti strategici. Ne cito uno su tutti, l'ente che in qualche modo va a verificare i fondi della previdenza complementare. Non può essere lasciata in mano alle banche. Questi sono fondi gestiti, che vanno a gestire i soldi dei lavoratori e a nostro avviso la commissione deve essere per forza di cose una commissione che è fuori parte, non deve essere di parte.